Alle mie spalle c'è una lapide del 1631, non è una lapide qualunque, non è una lapide celebrativa, è una lapide che noi possiamo considerare a giusta ragione come il primo cartello di protezione civile del Regno di Napoli. Vi spiego perché. Giuseppe Mercalli, insomma voi lo conoscete, era il più grande vulcanologo, esperto di terremoti in tutta Italia. Lui inventò naturalmente la scala Mercalli, lui insegnava a Napoli, insegnava a quello che oggi è il liceo Vittorio Emanuele di Napoli. Diceva sempre: la memoria dei disastri è fondamentale per salvare le vite umane. E invece noi tendiamo a dimenticare, d'altronde per esempio il fatto del Vesuvio. Chi di noi ha visto mai il Vesuvio in eruzione? L'ultima fu nel 1944, poi il Vesuvio è andato in pensionamento, è andato in quiescenza. Eppure la presenza del Vesuvio, come se dicesse sempre a noi: state accorti, guarda che io posso eruttare da un momento all'altro. La memoria dei disastri è fondamentale per salvare vite umane. Siamo a Portici, al Corso Garibaldi, e qui il 16 dicembre 1631 avvenne la più disastrosa eruzione del Vesuvio, dopo quella che nel 79 d.C., quella che seppellì Ercolano e Pompei naturalmente. Terremoti, ceneri, valanghe di fango, magma, lava, l'eruzione fu tremenda, ci furono oltre 4.000 morti, furono distrutti in grande parte Portici, Ercolano e Torre del Greco. E pensate, la frazione Pietrabianca, dopo questa eruzione, si chiamò Pietrarsa, nacque il largo Arso, che voleva dire appunto cremato, bruciato. Solo San Gennaro ce la poteva fare. Infatti, solo dopo l'esposizione di San Gennaro, il 16 dicembre 1631, l'eruzione cominciò a scemare. Come fare ad avvisare le future generazioni? Come fare ad avvisare noi, i posteri? Come fare a dire alle future generazioni come comportarsi in caso di terremoto e di eruzione? Il primo a pensarci fu un viceré napoletano, un certo Manuel Fonseca y Zúñiga, conte di Monterrey. Era un viceré napoletano, si mettette paura assai quel 1631, e allora lì gli venne l'idea: l'unica è realizzare una lapide in cui io metto in guardia i posteri. Infatti la lapide comincia esattamente così: posteri, attenzione, fuite vegna.